Per il nostro comparto siamo al limite della sostenibilità economica, ok, con un disagio enorme per l'utenza, perché l'utenza non si sente diciamo, avvalorata da nessun tipo di fruitore di servizio, tanto è vero che in provincia di Vicenza stimiamo che ci siano 5 mesi come tempo d'attesa fra l'esame di teoria e la guida per le patenti non professionali, non tanto di meno per le patenti professionali. È la grave denuncia del rappresentante delle autoscuole che indicano come collo di bottiglia per l'economia locale la cronica mancanza di personale alla motorizzazione civile di Vicenza. L'esiguo numero di impiegati e ispettori impedisce di fatto lo smaltimento delle pratiche in giacenza in tempi accettabili e se il Veneto è fanalino di coda in Italia per produttività, la situazione di Vicenza è drammatica. La Vicenza è sicuramente la Cenerentola delle province venete e tanto è vero che siamo coadiuvati nell'espletamento degli esami dalle province di Verona, di Padova e di Rovigo. Questa situazione però non può andare avanti perché anche ovviamente gli altri uffici sono in sofferenza. Ecco che per tentare di sbloccare la situazione le autoscuole hanno lanciato un SOS alla Regione Veneto affinché intervenga in questo delicato momento di ripartenza dell'economia. Un primo timido segnale positivo sembra essere già arrivato. La Regione ci ha dato disponibilità e valuterà la cessione delle proprie graduatorie e per andare a per così dire, assumere 15 persone in tutta la DGT Nord-Est che comprende Veneto, Emilia Romagna e Marche. Voi direte che 15 persone sono poche, sono pochissime, perché solo Vicenza vorrebbe 15 persone e dovremmo accontentarci di molto meno, però è un primo passo di collaborazione senz'altro fra i due enti.